Pronti? 1, 2, 3. Questo segnale è quello valido con la velocità di Tommy, che come al solito gira fortissimo, va a condurre. Seconda posizione per Abramo Petral, mentre dal secondo nastro sono partiti bene sia Darwin dei Greppi che Duty Free B, così come Alfred. 15 i primi 200 di corsa, con Tommy al comando nei confronti di Abramo Petral. A largo punta in avanti Capovento Pax, che trova però l'anticipo da parte di Abramo Petral, il quale va a chiedere e ottenere strada da Tommy dopo un quarto iniziale in 31. Passa Abramo Petral nei confronti di Tommy, a largo Capovento Pax con in scia Darwin dei Greppi, poi Duty Free B, terza posizione alla corda per Eagle, che è avanti ad Axel Nib, ancora Alfred, poi Earthquake, quindi Amateur, ancora Eva Light, Eros Gad alla retroguardia, First Love ML. 59,6 la metà gara da parte di Abramo Petral e Capovento Pax in dibattito aperto. Capovento che va dritto su Abramo, il quale ribatte all'avversario dopo 1000 metri passati in 1:14,4. In vantaggio Abramo Petral, di fuori Capovento Pax che attacca, in corda Tommy, Darwin dei Greppi in seconda pariglia, steso sul divano con il telecomando a guardare Capovento Pax e Abramo Petral che se le danno a un giro dalla fine. La terza pariglia per Duty Free B. Insiste Capovento Pax che passa nei confronti di Abramo Petral. Avanza allora Darwin dei Greppi con in scia Duty Free B. Curva passata in 15,5. Capovento Pax in vantaggio, Darwin dei Greppi nella sua scia. Poi Duty Free B che sposta con decisione, anticipando le mosse di 9, Alfred. Eva Light, La retta opposta alle tribune passata in 15,2, insiste Duty Free B, tra i cavalli c'è sempre Darwin dei Greppi, poi Alfred che si prepara in terza ruota a metà della piegata conclusiva, Darwin dei Greppi in leggero calo in curva, insiste Duty Free B al largo di tutti, Alfred in mezzo alla pista, passa Duty Free B, ci prova Alfred, Duty Free in vantaggio, lo scatto di Alfred che nel finale passa e viene a vincere nettamente nei confronti di Duty Free B. Per il terzo Darwin dei Greppi in linea con Eagle che finisce forte di dentro. Al quinto Capovento Pax. Il successo di Alfred, Roberto Biagini che allena e guida per i colori di Massimo Maltagliati, percorso dalla pariglia perfetto per Alfred che segue Duty Free B, la quale passa a condurre l'ingresso della retta arrivo, ma è preda del finale del 9 anni da Ismos FP, che si impone in maniera chiara con due lunghezze nei confronti di Duty Free B. Per il terzo foto strettissima tra Eagle alla corda e al largo un Darwin dei Greppi deludente per come era venuta la corsa. Al quinto finisce Capovento Pax.